Amici bellini, così all'improvviso, un giorno all'improvviso abbiamo un nuovo direttore sportivo e quindi dobbiamo parlarne perché appena ho letto il nome ho detto non lo conosco. Cominciamo! Allora, amici bellini, prima di tutto do il benvenuto a tutta la famiglia Imbrota. Fa piacere. Titti, il baronetto, Gianni Imbrota, benvenuti sul canale. Tanto si sa che battute a parte ci seguono tutti. Lasciate i like per ADL che scarta tipo Cavara, è proprio Cavara, e i giornalisti provano a stargli dietro ma le inventano una dietro l'altra e non ne azzeccano una. Era proprio oggi che dicevano è fatta Massara, ecco, è lui quello che gli ha detto che gli piace, perché De Laurentiis ha detto ho incontrato un DS che ha detto che gli piaceva il mio film Yuppies e allora hanno fatto 2+2, loro, i giornalisti, hanno unito i puntini e hanno detto è fatta Massara, se non è Massara è Tare, eccetera eccetera. No, assolutamente no. Spostiamoci con un Abraham tattico. Il pensiero che ho fatto io, tra l'altro ex attaccante, NR, no, un logo e un brand a noi caro, bastava unire i puntini. Massara è un personaggio, una figura troppo ingombrante per ADL in questo momento di ADL anche storico, non bisognava fare. Però prima di parlare della carriera di quest'uomo che immediatamente ci fa pensare a Giuntoli e al Carpi, il video di oggi doveva essere con questa copertina e dovete vederla bene. Non mi gioco un altro video, non voglio fare la corsa a quanti video fare, però leggete bene, 2 chiacchiere con Valentina De Laurentiis, perché io mi sono allargato, perché io sto ricevendo tutte le vostre segnalazioni su ebay.it, sul sito, insomma, di tutti i tifosi all'estero che mi stanno scrivendo e state avendo, insomma, i problemi che ho avuto io e quindi mi sono permesso di contattare Valentina, la dottoressa Valentina, quindi sempre con grande rispetto mi sono rivolto e la dottoressa mi ha risposto, quindi io ringrazio, insomma, a prescindere che non ci lasciano abbandonati e almeno provano a rispondere, nonostante io mi renda conto che poi così capillare la gestione familiare diventa ancora più difficile, perché come fai? E io ho detto noi all'estero come facciamo? Lei mi ha individuato, mi ha indicato che a New York ci sarà il punto, un mini corner dove vendono le magliette dell'anno scorso e venderanno quelle di quest'anno a breve, lei farà una spedizione a ribalta al Club Napoli New York. Ho detto sì, lo sapevo già, dottoressa, lo sapevo già. Il problema è che per chi sta poi in Texas, per chi sta in Pennsylvania, per chi sta nel Vermont, e quelli di Minnesota, ognuno poi dovrà avere un Club Napoli specifico che fa le cose al dettaglio. È un pochino complicato. Io ho ringraziato per la disponibilità, per la risposta e aspetto, non vedo l'ora che il Napoli risolva questa cosa, che comunque il Napoli è la squadra campione d'Italia, è la 18ª squadra al mondo, abbiamo 83 milioni di tifosi del mondo, De Laurentiis lo sa e bisogna fare di più e io apprezzo perché la voglia di crescere si vede indubbiamente, però lei mi dice tempo al tempo e io tempo al tempo dobbiamo aspettare, quindi io con fiducia aspetto, però risolviamo, cara dottoressa, perché i tifosi fremono e specialmente quelli all'estero. Lei ci ringrazia tutti i tifosi all'estero, quelli che facciamo dall'estero, ma noi siamo ancora più vogliosi di comprare il merchandise del Napoli ufficiale appena esce, lo sappiamo. Comunque tempo a tempo e la gestione familiare è più lenta. È chiaro che se hai Adidas, se hai Nike, loro già sanno tutti i tempi, già partono coi container e coi caravan, ti metti appresso e quindi vieni distribuito dappertutto. Se lo fai a livello imprenditoriale, familiare, da solo, autoprodotto, autodistribuito, è più lenta la situazione, non c'è niente da fare. Quindi ebay.it, ve la devo far vedere questa cosa. Adesso parliamo di Meluso, ma non vi preoccupate perché questa è una cosa che è importantissima per la crescita del brand. Vedi, perché il mio amico Perrone e giustamente con eBay che fa la presentazione della maglia con un post su Instagram, ma perché non ci sono le maglie ufficiali su ebay.com? ebay.it risponde ciao,
cercale su ebay.it, così non si fa eBay, così non è, questa non è una risposta, che poi ho risposto io, non mi hanno ancora risposto, ma io la cerco su ebay.it, la trovo, ma se non sono in Italia. E mi scrive anche un altro amico, il problema ce l'hanno anche in Inghilterra con la Brexit, quindi è come se non stessero in Europa, cioè non puoi poi essere relegato solamente in Italia, e quindi ebay.it sì, ma non risolve il problema di chi sta all'estero. Va bene così, o meglio non proprio benissimo, perché poi ci sono dei tifosi che vedi da Twitter credo si tratti di un tifoso georgiano o di qualcuno, e c'ha pure la spunta, quindi magari è un giornalista georgiano, il venditore lo spedisce al tuo indirizzo, quindi questo è un problema. Questo è un problema, ragazzi. Napoli replica. Io, per chi non può aspettare e che per chi può permettersi di andare oltre, e io l'ho fatta sul sito, sul web store ufficiale dal sito del Napoli. Ho preso la replica in modo tale che con la replica, tutta poliestere, si suda, vabbè, non fa niente, per l'amore della maglia si fa tutto. Prendendo la replica risparmio qualcosina e mi posso accollare la spedizione e l'imballo di 34 euro, che è un'assurdità, e poi c'è questa imposta di 15 euro che credo sia accollata al Napoli. Loro me la fanno vedere come a dire guarda che pagavamo noi l'imposta così. E quindi questa è la spesa. Se chi non vuole non può aspettare e non trova così. Oggi apre via Calabritto, ve la potete, chi abita a Napoli risolve. Ma andiamo a Meluso, che praticamente viene annunciato oggi da De Laurentiis, e questo è il Meluso il Meluso giovanotto che giocava nella Lazio. Questi sono gli acquisti, ma adesso ci arriviamo. Ricopre il ruolo di direttore sportivo per Foggia, Padova, Pisa, San Giovannese, Teramo e Ternana. Il 22 giugno 2011 assume la carica di responsabile settore tecnico del Frosinone. Nel 2014 viene nominato direttore sportivo del Cosenza. Lui è di Cosenza, tra l'altro. Calabrese, figlio, già gli amici bellini abbonati subito mi hanno detto che è figlio juventino. non significa niente, sono tutti juventini quelli che lavorano nel calcio, non ha importanza dove sono nati. Nel 2016 diventa direttore sportivo del Lecce, militante in Serie C, firmando un contratto biennale, prolungamento automatico in caso di promozione in Serie B, contribuisce al doppio salto di categoria. Sbaglio o è la stessa cosa che fece Giuntoli con il Carpi? Sbaglio, me lo dite voi nei commenti. Che nel 2000 approda in Serie A, il suo rapporto nel club Banderino si interrompe nel 2020 dopo la retrocessione in Serie B. Nel 2020 firma il contratto con lo Spezia e rimane un anno, perché il 26 maggio 2022, dopo aver contribuito al ragionamento di una storica salvezza, rescinde il contratto con i Liguri. Nel 2023 eccetera eccetera, è storia del Napoli. Di conseguenza, ragazzi, io vi dico che questi saranno i nomi nuovi, sentite bene come lo dico, i nomi nuovi dei giocatori che saranno accostati al Napoli al mercato. Non c'è dubbio, si pensa a Nzola nel caso in cui partisse Osimhen o Simeone, si pensa a Holm per sostituire Kim. Tra l'altro Kim ci muoviamo che sta per scadere la clausola. Salvatore Esposito risolverebbe il problema delle punizioni. Drangoschi, si parlava di Meretta allo Spezia e il Napoli nell'intreccio con la Fiorentina poteva pensare a Drangoschi. Bastoni per la fascia sinistra, se ne è sempre parlato, può giocare anche a centrocampo, tra l'altro mi piace tantissimo Bastoni. Nel caso in cui Mario Rui dovesse volare in Arabia, Ekdal, Giasi, Daniele Verde che poi somiglia a quello dei De Jagal, insomma questi saranno i nuovi nomi che, visto l'arrivo di Meluso, si faranno per il Napoli. Voi potete parlare di ridimensionamento, potete parlare di quello che volete voi, noi dobbiamo essere onesti nel momento in cui sappiamo che, rimettiamolo il ragazzo, ecco, mettiamo il mercato che fece Meluso con due spiccioli, quello Spezia che poi si salvò, quindi in un anno. Questo ci dice Transfermarkt che lui comprò, tra giocatori che venivano in prestito, alcuni comprati eccetera eccetera, questi sono i nomi. Io vi posso dire pure che sono dei nomi interessanti, poi dei nomi da Champions League, dei nomi da Napoli, dei nomi da squadra che ragazzi, un pochino di calma e di attesa. Quelli che all'epoca, 8 anni fa, all'epoca di Giuntoli, dissero c'hamma pigliate chi loro Carpi, camma fa con chi loro Carpi e ci pigliamo solo i giocatori dell'Empoli, e siamo passati adesso dall'Empoli allo Spezia. Un pochino, non fate brutte figure, un consiglio mio, non fate brutte figure, aspettate di vederli all'opera e poi si giudicano. Non sappiamo nemmeno quanto effettivamente avrà di responsabilità per quanto riguarda il mercato, magari si dovrà occupare delle cessioni, che era quella poi la specialità di Giuntoli, magari
magari sugli acquisti ci mette mano lo scouting, l'ultima parola di De Laurentiis, ma è sulle cessioni che Giuntoli faceva paura, e poi il rapporto aiuta il team manager nel rapporto tra giocatore, allenatore, giocatore e società. Lì poi il direttore sportivo fa anche quello. Di conseguenza andiamo a leggere, dei nomi sono diventati anche famosi: Ismaili, ce lo ricordiamo, Farias, ce lo ricordiamo, Daniele Verde, come abbiamo visto, Agudelo. A me piaceva Agudelino, che è andato in Arabia, ma non in quello che state dicendo voi, negli altri emigrati arabi, mi verrebbe da dire. Nzola, Rafael, Pobega, ottimo centrocampista Pobega, finito poi al Milan. Agumè, Saponara, qua l'intreccio con la Fiorentina, uno scambio di prestiti eccetera eccetera. Piccoli, pure così. Provedel, che poi ha fatto quest'ottima stagione con la Lazio. Insomma, ci sono dei giocatori che poi sono diventati interessanti, quindi secondo me un occhio, se ci vogliamo fidare di questo mercato dello Spezia dell'epoca, non è male. Se poi vogliamo dare dei motivi, dei giudizi trancianti subito, io aspetterei con un po' di prudenza. Io do il benvenuto a Mauro Meluso come nuova figura che lavora per il Napoli. Non mi interessa per quale squadra tifa, non lo voglio sapere. Voglio semplicemente che dia una mano a De Laurentiis e che non si lasci Da Laurentiis solo. Questa è la cosa più importante. Perché se Valentina è stata molto carina nel rispondermi in privato e dirmi che poi tempo al tempo le cose si risolvono, come vedete è una gestione familiare che nel suo piccolo cerca di crescere, ma io vi ripeto, è difficilissimo, non si possono schioccare le dita e pensare che tutto sia facile, tutto sia fattibile, specialmente se c'è la società snella e pochissime figure imprenditoriali e figure dirigenziali. Più ne hai, per me, meglio è. Quindi benvenuto al nuovo direttore, che comunque per legge doveva essere nominato. Tutti quelli che pensavano Sinicropi, mette il Genoa eccetera eccetera, oppure figura di transizione mentre nel frattempo cresce Sinicropi, non lo so, vedremo quello che ci sarà da fare. Spalletti stesso nelle ultime interviste parla sempre, Spalletti, gli danno premi in continuazione, ha detto lasciate lavorare Garcia, vediamo 200 milioni per Osimhen, forse nemmeno basta. Quindi noi andiamo tranquilli, fidiamoci, e nel finale io ringrazio veramente per la disponibilità Valentina, è stato un gesto che io ho apprezzato moltissimo. Il rispondermi non è da tutti, rispondere a un tifoso singolo, che sì, un tifoso che ha, grazie a voi che vi iscrivete al canale, siamo quasi a 17.000, non è male, chissà, però io posso pensare anche che lei avrebbe risposto a prescindere a chiunque, e quindi va bene, al di là del fatto che ci seguono e che siamo una voce, siamo il portavoce, anche possiamo essere il portavoce dei tifosi nel mondo. Io apprezzo che mi abbia risposto. La soluzione però del Club Napoli che riceve il pacco e distribuisce in loco la vedo temporanea, quindi va benissimo per ora, però tempo al tempo io la maglietta la devo trovare nei negozi sportivi, se non c'è Amazon ci deve essere ebay.com, ci deve essere un modo snello e veloce per arrivare in tutto il mondo, perché se è vero come è vero che siamo 83 milioni, 15 milioni solo negli Stati Uniti, con 200 magliette al Club Napoli New York, che ci fai? Da New York, Valerio Fluido è tutto, io vi abbraccio, vi bacio, un grazie a Valentina e un benvenuto a Mauro Meluso per grandissime cose, magari porta bene, dai. Beh, facciamo che mi sto guardando, no, non è di là, è proprio qua, ci guardiamo nell'animo, mi sto guardando stamattina, dai, 0-1 per il Napoli, molto bene, così facciamo, dai. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.